che devo dire di Gabriel? È un fratello del cuore per me e li ringrazio tantissimo che ha ricordato Antonio perché è la mia famiglia, perché io non volevo che si centrasse su di me questa riunione. Penso che Babbo, Mastro Nanello, come li ricordano molti dei presenti, è qui oggi e Antonio è qui. E c'è Bachisio, che anche lui con la squadra era arbitro e ha fatto tanto anche lui. C'è Rina, che quando è partita aveva 3 anni e che non è riuscita a venire. E c'è Osvaldo, che aveva 6 mesi quando siamo partiti e indossava il costume sardo con orgoglio. E non conosceva nulla e non è riuscito a conoscere Patara, solo dalle poesie di papà. Questo c'entra tanto la poesia con questa riunione, perché noi siamo cresciuti ascoltando papà in poesia parlarci di Patara. E quindi io ringrazio tantissimo l'omaggio di Gabriel, perché veramente quello che io volevo fare, parlarvi, e mi ha commosso tanto che trovare qui tante persone che mi dicono: ricordo tuo babbo, ricordo tua mamma, ricordo quando siete partiti. Questo per me è un'emozione fortissima, veramente faccio fatica a non piangere perché sono troppo commossa e ringrazio tantissimo a tutti voi. E vi porto il saluto delle mie sorelle che sono in Argentina, Maria, Giannina, Irene che è argentina, che anche lei ama la Sardegna e vuole conoscerla, diceva magari un giorno possiamo andare tutte e 4, che siamo quelle che siamo rimaste perché gli altri... Sì, 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 il suo tavolo di lavoro, sì, vero. Che dire, questo grande amore del quale ha parlato così, ha descritto tanto Gabriel, è merito di Babbo, perché vivere in Disterro non è facile, vivere in terra straniera, sei sempre straniero, non importa se stai bene o... però... E lui era una persona molto dolce, molto riservata, mai parlava del suo dolore, però lo esprimeva nelle sue poesie, quando si incontravano con gli amici e cantava la sua Patara. O Patara che sei patria mia, ed io grandemente mi onoro de padre Lucas a terra natia. Versos che valen canto un tesoro, de esa letteratura sapianta che illustra essa Sardegna d'Otaganta. Questa era un'ottava che ha composto Babbo. Questa poesia l'ha imparata mio figlio e l'ha recitata nella festa di fine d'anno dei samurai di Argentina, perché è l'arte marziale che lui pratica, e ogni ragazzo, ognuno dei diciamo, combattenti, no? dei samurai doveva fare qualcosa del suo paese di origine, quindi uno ha cantato in russo, l'altro ha ballato tango perché era argentino, l'altro ha ballato in arabo e lui ha recitato la poesia, questa ottava di papà in sardo e dopo in argentino, quindi io orgogliosissima di questo, vero? Perché quando mi ha detto mamma voglio recitare la poesia di nonno, quindi a Patara, lui non la conosce, però spero che un giorno possa venire. Stanno aspettando per cantare. Allora, quello che io volevo dire, magari per molti giovani che sognano con andare in America o Australia o Londra,
magari non capiscono quello che è crescere in disterro, perché papà, mamma, i zii hanno sofferto molto perché hanno lasciato qui gli amici, gli affetti, tutto, però per un bambino è diverso, e di questo io lo parlo sempre nella nostra collettività quando ci sono le riunioni, che i direttivi, anche i politici che vengono dall'Italia parlano dei nonni che sono venuti e che... I nonni sono venuti, però i nostri genitori sono venuti, però quanti bambini c'erano in quelle navi? Noi eravamo 7, c'era anche mio zio Antonio che con i suoi 2 figli, c'erano tante persone con i suoi bambini. Con alcuni ci siamo ritrovati dopo 50 anni perché ognuno è andato a abitare a un posto diverso dell'Argentina e di questo non si parla perché d'improvviso è come se tu un fiore e nel tuo giardino lo prendi e lo pianti nel deserto, così ti senti, ti manca tutto, quindi è molto difficile. E questo di crescere in terra straniera si sente forte nei bambini. E parlando con altri di altre regioni anche mi dicevano lo stesso, no? Perché un ragazzo, però tu sei in un paese, starai bene o no? L'Argentina è un paese molto instabile, voi lo sapete che abbiamo passato tante cose, anche la guerra, che è stato il dramma più grande per noi, la guerra delle Malvinas. Io che non ho dormito in 2 mesi ascoltando la radio, dicevamo siamo scappati dalla guerra e adesso la guerra è qui, no? Però è difficile con i compaesani a mangiare, fare le cose sarde, magari a parlare in sardo, però ci mancava, noi non sapevamo nulla della Sardegna, quindi a scuola non si studiava la storia della Sardegna.